sta giornata non fornisce mai. Ma dovete fare come se avessero a cuccare e quindi diventa morbidissimo. Sta giornata non fornisce mai. Ma chi lo dice che una giornata che non fornisce mai deve essere per forza sinonimo di stanchezza? Di certo non i viaggiatori della crociera della musica, arte e cultura napoletana. L'entusiasmo, la gioia, la voglia di esplorare e vivere insieme un'avventura unica sono molto più della celebre tazzolelle e caffè. È tarda sera e sole ormai da tempo tramontato, negozi e ristoranti iniziano a rassettare per la chiusura, ma la musica di Roberto Colella anima una nuova alba. Le note si fondono con le onde, con l'ambiente, con il mare. Io sono veramente felice di questa esperienza perché effettivamente amo profondamente il mare e vivere un concerto quasi galleggiante con comunque gli umori di tutte le persone coinvolte, secondo me c'è qualcosa di magico, c'è qualcosa di particolare. Che ti sta accorto se c'è bello e invece tu firma a fianco a me per una giornata con macchia e schiava prima e serenata come un popolo senza catene innamorato del padrono. Na, 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 na. La musica è uno dei 3 cardini di una crociera che definire missione non risulta assolutamente un'esagerazione. Si deve esportare la cultura partenopea, scovare le influenze, si deve viaggiare nel senso puro e profondo del termine. Ma lo spettacolo continua perché la festa non è ancora finita, c'è ancora tanta musica, tanto divertimento. Continuate a seguirci.